Relatori questa sera e volevo darvi, prima di passare alle domande, qualche informazione su quello che è avvenuto l'altro ieri nel Consiglio regionale. Come sapete è stata persa un'occasione perché comunque non c'è stata la volontà politica di fare questo passo. Ora come comitato noi stiamo spingendo, stiamo facendo tesoro di questo periodo in cui i nostri politici hanno deciso di farsi 4 settimane di ferie, mentre la situazione socio-economica è drammatica in cui stiamo vivendo, si sta sempre più aggravando. Ecco, noi stiamo usando questi giorni e useremo queste settimane in cui i nostri rappresentanti istituzionali vanno in ferie in realtà per fare un pressing ancora maggiore. Stiamo predisponendo come comitato referendario ulteriore documentazione che in un qualche modo fornirà ai nostri rappresentanti istituzionali anche una completezza di informazioni che gli possa permettere di prendere queste decisioni che non hanno avuto il coraggio di prendere. È un lavoro che stiamo portando avanti, tra l'altro un lavoro che facciamo in modo trasversale con tutte le forze politiche presenti in regione, perché questo ci è permesso proprio dalla nostra natura di comitato apartitico. Quello che vi volevo chiedere è questo, cioè noi abbiamo bisogno veramente come società civile di fare un salto in avanti forte. Siamo noi che ci dobbiamo conquistare la libertà, non è che la libertà ci cade dall'alto o è frutto di un qualche regalo, di qualche gentile concessione di qualcuno che magari sta vivendo anche con dei privilegi che sono frutto del furto dei nostri soldi. No, questo non potrà mai avvenire, ricordiamocelo. E d'altro canto io sono anche molto certo che questo avverrà a breve. Voglio ripetere una risposta che ho dato, vedo qui Manuel Carraro, che è responsabile della logistica del comitato plebiscito 2013, e qualche mese fa, in un momento in cui c'era una situazione poco facile, poco chiara, diciamo non positiva, Manuel mi fa ad un pranzo, mi guarda negli occhi e mi fa: senti, ma Gianluca, ma dimmi la verità, come se io avessi la sfera di cristallo, ma lo otteniamo l'indipendenza, ce la facciamo? E io in quella situazione sono stato colto un po' di sorpresa ed ero un po' in imbarazzo, perché effettivamente era una situazione difficile, direi più difficile di oggi, molto più difficile di oggi. Però mi è venuto un flash, gli ho detto: guarda Manuel, io non ho la sfera di cristallo, non ho poteri divinatori, però ho una consapevolezza che questa stessa domanda probabilmente l'ha fatta Dieter ad Hans nel 1988 giù di lì a Berlino Est, chiedendogli: ma sto muro cade? E Hans ha dato la mia stessa risposta: non lo so, ma sono certo che noi stiamo facendo tutto il possibile perché questo avvenga, e in cuor mio so che cadrà. Quel muro dopo un anno, dopo pochi mesi, è caduto. Quello che noi stiamo vivendo è un fenomeno del tutto simile, perché vedete, questo vento di libertà, questo vento di indipendenza non è un vento che spira solo forte qui in Veneto, non è un qualcosa che spira in questa landa isolata dal mondo, no. Il Veneto non è un'isola dal mondo, no. Il Veneto fa parte di questa realtà del mondo e ne è, se vogliamo, anche lo specchio, e ne è la dimostrazione di tendenze che sono più grandi di noi, con le quali noi ci accomuniamo, ma che vanno anche oltre noi. E queste tendenze sono delle tendenze che sono forti, sono delle tendenze che hanno fatto sì che da 70 stati indipendenti nel dopoguerra oggi gli stati indipendenti siano diventati 200. Ha fatto sì che magari proprio dalle terre nordiche, no, della Scandinavia,
che forse per il freddo, forse per la cultura, non lo sappiamo, magari hanno anche un senso di responsabilità maggiore. Già ad inizio Novecento questo vento ci ha ispirato forte e abbia visto per esempio la Norvegia nel 1905 ottenere la propria indipendenza attraverso un processo di autodeterminazione, attraverso un referendum, e staccarsi dall'impero svedese. Hanno visto la Finlandia ottenere la propria indipendenza dall'impero russo. Hanno visto questa onda di libertà propagarsi e prendere i paesi del Commonwealth, e noi abbiamo visto negli anni 30 l'Australia diventare indipendente, la Nuova Zelanda diventare indipendente, e poi l'India, e poi tutti i paesi che erano parte dell'impero, degli imperi post-coloniali ottenere la propria indipendenza. E questo vento poi è arrivato qui, prima è stato anche citato, alle porte di casa nostra, dall'altra parte della cortina di ferro, per così dire. E ora noi abbiamo visto nascere le repubbliche di Lituania, Lettonia, Estonia, Cechia, Slovacchia, Slovenia, e negli anni più vicino a noi abbiamo visto il Montenegro, sempre con un referendum per di autodeterminazione, ottenere la propria indipendenza, e l'ha fatto in 40 giorni. In 40 giorni da quando ha espresso il voto è diventata una repubblica indipendente. E poi abbiamo visto la Groenlandia, addirittura il sud del Sudan. Allora io so che questo vento forte che sta spirando oggi è arrivato in Europa occidentale. Già il 18 settembre 2014 si voterà in Scozia per l'indipendenza della Scozia. Probabilmente sempre nel 2014 si voterà in Catalogna per l'indipendenza della Catalogna. A brevissimo le Fiandre diventeranno indipendenti. Da anni ormai il Belgio non ha un governo stabile, non esiste più un partito belga, ma esistono solo partiti valloni e partiti fiamminghi. Ma la vera, per parafrasare le parole del professor Marco Bassani, che abbiamo avuto ospite proprio per il plebiscito 2013 a Conegliano qualche giorno fa, ma il vero muro di Berlino dell'Europa occidentale è il Veneto. Il Veneto è una sorta, per usare le sue parole, di tana libera tutti. Ed è qui che stiamo vivendo questa tensione palpabile, perché è vero che non eravamo tanti a Venezia, ma io vi giuro, credo di non aver mai avuto così tante telefonate, così tanti messaggi da persone che mai sarebbero venuti a Venezia, ma che con il cuore erano là, in ogni famiglia, dovunque. E di questo non dobbiamo dubitare, certo, perché noi veneti non diamo espressione ai nostri sentimenti in modo palese. Allora dobbiamo essere consapevoli che questo momento c'è, dobbiamo certo organizzarci, ma non dobbiamo aver timore assolutamente che con la nostra organizzazione, con la nostra voglia di fare, con il nostro ingegno, che ora dobbiamo esprimere anche a livello politico, organizzativo e referendario, questa libertà la otterremo. Grazie. Adesso però vorrei che siate voi a fare le domande e a chiedere cosa vedete nella nuova Repubblica Veneto o nel presente per avvicinarci a questo fenomeno, e lo chiedete ai nostri relatori.